Oggi un passo importante verso il progresso della medicina in Veneto. Del settore anche più delicato per la vita di una donna e di un uomo, quello che riguarda i tumori. Abbiamo fatto passi straordinari in questi anni per sconfiggere quello che hai definito il male del secolo. Li abbiamo fatti partendo tardi, ma scavalcando moltissime posizioni nelle graduatorie degli istituti oncologici e realizzando anche oggi qualcosa che è all'avanguardia in Europa. E io non credo alle classifiche, non ci credo, la classifica è semplicemente un modo per così, definire una situazione e soprattutto, in questo sì ci credo, vedere i miglioramenti o i peggioramenti. Noi abbiamo risalito 14 posizioni rispetto al 39esimo posto in cui eravamo, perché eravamo appena partiti, siamo arrivati al 19esimo. Una prestazione formidabile che ci procura nuovi finanziamenti, nuovo sostegno. La roba più importante però, alla quale tengo maggiormente, è che gli obiettivi sono stati raggiunti. Gli obiettivi erano quelli di fare qualcosa di altamente scientifico, realizzare un'eccellenza, lo abbiamo fatto, realizzare un'esperienza diversa da quella che il centralismo romano imperante voleva imporci. Non un istituto fuori dal territorio, un qualcosa di calato dall'alto, un carrozzone romano, ma invece utilizzare quella rete di conoscenze straordinarie che c'è sul territorio, costruendo un istituto oncologico che si avvalesse delle grandi esperienze che c'erano. Questo è stato fatto. Oggi ci sono diversi progetti in comune fra i vari reparti, nulla va sprecato delle conoscenze che ci sono nel Veneto e tutto viene condotto ad Alziola, si potrebbe dire, alle cose più importanti da un istituto di alto livello come è questo IOV.